Assessore Pullo, ecco, parliamo di questa iniziativa del regalo sospeso, un'iniziativa che sta coinvolgendo tanta gente ad Agrigento. Ecco, a pochi giorni dalla sua fine, dal Natale, facciamo un consuntivo di questa iniziativa che lei come amministrazione, come assessore, ha lanciato qualche giorno fa in una conferenza stampa. Assolutamente sì, il regalo sospeso si concluderà il giorno 20 di dicembre con la raccolta dei doni che verrà fatta attraverso tutte le attività commerciali che hanno aderito, grazie alla collaborazione con Confcommercio e con il Leo Club Agrigento Host, e che oggi tra l'altro saranno presenti al centro commerciale Valle dei Templi per un'ulteriore raccolta. Anche questa è una bella iniziativa. Sarà possibile fino al giorno 20 la cittadinanza che vorrà donare un sorriso lo potrà fare. Novità di quest'anno è quella del voucher che è possibile lasciare nell'attività commerciale che ha aderito al progetto, e quindi non solo il dono del regalo ma anche l'opportunità di donare dei soldi per far sì che poi vengano acquistate dei beni di prima necessità che verranno destinati alle associazioni di volontariato che hanno partecipato all'iniziativa, che sono i volontari di strada, il CAV, Centro Ascolto alla Vita, le suore della comunità missionaria di Porta Aperta e le suore dell'Istituto Galluzzo di Santa Marta. Oltre a questa iniziativa voglio ricordare che domani c'è l'altra importante iniziativa, che è quella della tombola solidale promossa dal Juventus Club Valle dei Templi in collaborazione con l'amministrazione comunale, volontari di strada e CAV e con tutte le società sportive della città. E la tombola solidale ha proprio lo scopo della raccolta dei giocattoli ma anche della donazione, per far sì che verranno poi destinate queste somme in favore delle famiglie bisognose della città. Quindi raccomando di essere presenti presso l'Istituto Niccolò Gallo di Agrigento alle ore 17 per la tombola solidale del Natale di quest'anno.